Ben ritrovati dalla redazione. Rissa in piazza Garibaldi a Trieste, 2 fermati, caccia agli altri contendenti. Ennesimo episodio di violenza a Trieste in piena zona rossa. Ieri alcuni stranieri sono venuti alle mani all'angolo tra via Raffineria e piazza Garibaldi, già teatro di violenze. Almeno 5 le persone coinvolte. La polizia locale presente con una pattuglia per sorvegliare l'area è intervenuta tempestivamente sedando lo scontro. 2 risosi sono stati fermati e portati in caserma per l'identificazione, gli altri invece si sono dileguati. Sull'episodio sono in corso accertamenti. Oltre 5 kg di cocaina, 4.000 pastiglie di ecstasy, un quantitativo ancora non definito di oppiacei nascosti in 3 diverse abitazioni e 4 arrestati, 2 uomini e 2 donne, sono tutti triestini. È il risultato di un'imponente indagine antidroga diretta dal pubblico ministero Andrea Laganga e coassegnato al procuratore Federica Frezza in quanto responsabile della DDA, Direzione Distrettuale Antimafia Trieste. Nel corso dell'indagine, che si è servita di appostamenti, pedinamenti e intercettazioni, sono stati identificati anche vari assuntori, persone tossicodipendenti che si rifornivano dagli arrestati. Il settore alberghiero e della ristorazione in Friuli Venezia Giulia fa segnare una crescita significativa sia per quanto riguarda il numero di imprese che l'occupazione, quanto emerge dai dati presentati durante la seconda edizione di Horeca Next a Pordenone resi noti ieri. Dall'indagine condotta da Format Research risulta che il comparto terziario nella regione conta 61.000 imprese con 14.000 nel pordenonese. Il Friuli Venezia Giulia è una delle piazze più note al mondo, Piazza Duomo a Milano, dove alla Mondadori per una settimana tutte le vetrine all'interno la libreria sono dedicate alla nostra cultura. Vogliamo promuovere la capitale europea della cultura e suggerire un viaggio da fare in regione perché un piccolo compegno dell'universo alpestre, lagunoso e piano in 60 miglia da mezzodì a tramontana, come ebbe a definirlo Ippolito Nievo, e perché è affascinante fare un viaggio onirico alla ricerca della cultura di frontiera, a cavallo del confine. Lo ha affermato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla cultura Mario Anzil alla serata inaugurale di Un viaggio da fare 2025, Friuli Venezia Giulia e Go 2025, verso una cultura di frontiera, una rassegna curata da Massimiliano Finazzer Flori e promossa dalla regione Friuli Venezia Giulia con la partecipazione di grandi voci della cultura e dello spettacolo. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per quanto riguarda la giornata: cielo in prevalenza coperto, non si escludono foschie o banchi di nebbia sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. Dalla sera possibili deboli piogge sulla fascia orientale. Temperature minime in pianura fra 6 e 7 gradi, le massime fra 8 e 11, sulla costa minime fra 7 e 9, le massime fra 10 e 12 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.